Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e ben ritrovati agli spettatori del TG di Radio Libertà in collaborazione con ilsussidiario.tv, oggi giovedì 9 luglio 2026. In apertura, cittadinanza. La Lega accelera alla Camera sull'iter urgente per nuove regole, più doveri e revoche in caso di reati gravi. Poi i treni. Salvini risponde alle opposizioni con i dati su puntualità, cantieri, rimborsi e denuncia i sabotaggi alla rete. Sul fronte internazionale, Meloni conferma il rapporto con gli Stati Uniti e con Trump, ma ribadisce che l'interesse italiano viene prima. Ucraina. Aiuti sì, ma senza assegni in bianco né automatismi militari. In Europa, la Lega mette nel mirino gli atti delegati e la manina tecnocratica di Bruxelles. Infine, il campo largo. A Napoli la sinistra prova a mostrarsi unita, ma finisce tra contestazioni, tensioni e divisioni. Questi i titoli. Ora entriamo nel vivo del nostro giornale. Cittadinanza. La Lega fa. Nuove regole e doveri, via all'iter urgente. La cittadinanza non è un premio a estrazione, non è un automatismo, non è un timbro da regalare a prescindere. La Camera ha dato il via libera all'iter d'urgenza della proposta leghista su acquisizione e revoca della cittadinanza. Matteo Salvini sintetizza la linea. Altri parlano, la Lega fa. Il provvedimento introduce cause ostative per reati gravi e nuovi casi di revoca. Riccardo Molinari ricorda che la cittadinanza è uno status di diritti e doveri al termine di un percorso reale di integrazione. La sinistra grida allo scandalo. La Lega risponde con legalità e rispetto della comunità nazionale. Treni, binari sotto attacco. I veri dati sui ritardi, i sabotaggi e la sinistra. Disagi sì, ma anche numeri, cantieri e atti criminali contro la rete. Al question time, Matteo Salvini risponde alle opposizioni con i dati ufficiali di Ferrovie dello Stato. Più treni, investimenti saliti, circa 1300 cantieri e puntualità in miglioramento. Alta velocità, intercity e regionali crescono rispetto al triennio precedente. Sui rimborsi, il ministro rivendica il 99,9% delle richieste evase entro 30 giorni nel 2025. Intanto in Calabria la linea viene danneggiata in più punti, accertamenti verso l'atto doloso. Altro che caos Salvini, qui ci sono infrastrutture sotto pressione e sicurezza da garantire. Italia a testa alta con gli Stati Uniti. Trump, le basi e il nostro interesse nazionale. Giorgia Meloni non rinnega il rapporto con Donald Trump, anzi lo rivendica per l'unità dell'Occidente e per l'interesse nazionale italiano. Ma amicizia con Washington non significa subalternità. Al vertice NATO conferma l'impegno sulla difesa, chiarendo che tempi e priorità si decidono a Roma. Sulle basi per l'offensiva in Iran tiene la linea. L'Italia rispetta gli impegni, ma non partecipa agli attacchi. È la differenza tra atlantismo e servilismo. Con gli alleati si sta da alleati, non da comparsi. Ucraina, basta segni al buio. Kiev, aiuti sì, ma senza automatismi. L'Italia continuerà a sostenere l'Ucraina, ma senza firmare assegni in bianco. Dopo il bilaterale con Volodymyr Zelensky, Giorgia Meloni conferma gli aiuti militari, mentre Crosetto valuta i prossimi passaggi. Nel centrodestra il dossier resta sensibile e la Lega mantiene prudenza. Accantonato il ricorso al SAFE, come l'adesione al PURL per comprare armi americane da girare a Kiev. Il vertice NATO non era la sede per nuovi impegni al buio. Aiutare non significa farsi trascinare. Servono obiettivi, controllo parlamentare e interesse degli italiani. Attenti alla manina europea. Atti delegati e sovranità, la Lega non ci casca. La Lega riporta in aula un tema tecnico solo in apparenza. Chi decide in Europa? Alessandro Giglio Vigna attacca l'abuso degli atti delegati della Commissione europea, strumenti nati per dettagli tecnici, ma usati come scorciatoie politiche senza confronto democratico. La formula è chiara. L'estremismo green, cacciato dalla porta, non può rientrare dalla finestra della tecnocrazia. Il ministro Tommaso Foti conferma la linea del governo.
ogni istituzione resti nelle proprie competenze. Bruxelles non si appropri di ciò che spetta a Stati e Parlamenti. È sovranità. Le regole devono deciderle gli eletti. Campo Largo, caos totale. Napoli, la sinistra va in frantumi. Il Campo Largo prova a partire da Napoli, ma inciampa nella sua piazza. Sul palco Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni, Manfredi e Fico cercano l'unità progressista verso il 2027. Fuori copione arrivano contestazioni di potere al popolo, tensioni con le forze dell'ordine e interruzione del comizio. La coalizione promette compattezza, ma resta prigioniera della galassia radicale. Vuole parlare ai moderati, ma non si libera dei massimalisti. Vuole governare, ma resta agli slogan. Meloni esprime solidarietà agli avversari. Da una parte un governo che decide, dall'altra un'opposizione che litiga con se stessa. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. NATO, riarmo sì, tasse no. I soldi vadano alle nostre fabbriche. Al vertice NATO di Ankara, Donald Trump ottiene risultato politico. Costringe l'Europa a guardare la realtà. La sicurezza non può più essere pagata solo dagli Stati Uniti, mentre Bruxelles fa morale, produce burocrazia e poi chiede protezione. Sul sussidiario.net Antonio Fanna legge il summit senza nebbia diplomatica. Trump esce vincitore perché spinge gli europei a spendere di più in difesa, mentre l'Europa conferma il vuoto di guida. Dietro le parole ci sono contratti, industria, ricerca e posti di lavoro. Qui si gioca la partita italiana. Meloni resta dentro l'alleanza e conferma il sostegno a Kiev, ma fissa il punto. Se l'Italia investe in difesa, quei soldi devono generare sicurezza e ricadute nazionali. Non assegni all'estero, ma tecnologia, imprese italiane e lavoro qualificato. Fanna cita la Premier. Le risorse devono restare nelle nostre fabbriche. Trump ha messo il conto sul tavolo. Ora l'Italia deve trasformare la spesa militare in sovranità industriale. Atlantismo sì, servilismo no. Campo largo, campo vuoto. La sinistra esplode nella piazza Amica. Il Campo Largo doveva ripartire da Napoli. Foto dell'alternativa, battesimo della coalizione anti-Meloni, primo passo verso il 2027. Invece la piazza racconta una sinistra debole, contestata dalla sua stessa area, larga nei comunicati e stretta nella realtà. Sul sussidiario.net Paolo Torricella coglie il punto. Senza centro, senza visione e senza soluzioni concrete, quella piazza rischia di fare un regalo alla Meloni. Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni possono salire sullo stesso palco, ma una foto non basta per governare. Il problema è strutturale. Il Campo Largo vuole parlare ai moderati, ma resta prigioniero dei radicali. Promette salari, ma non spiega come tenere insieme ceto medio, imprese e conti pubblici. Apre su diritti e immigrazione, ma non dà risposte su sicurezza e ordine. Torricella scrive che manca un progetto credibile. E la frase finale è una sentenza. Più larghi di così si muore. La destra governa tra dossier veri. La sinistra continua a chiamare Campo Largo una somma di debolezze. Si conclude così l'appuntamento odierno con il TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv. Grazie per averci seguito e arrivederci alla nuova edizione domani alla solita ora, sempre sulle frequenze di Radio Libertà. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione